Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Un uomo di 38 anni è deceduto a Pachino nel Siracusano. Si tratta dell'agricoltore Sebastiano Morana. Aveva avvertito un malore e aveva bisogno di essere portato in un presidio territoriale di assistenza, ma in quel momento non c'era alcun medico disponibile. L'uomo è stato trasportato in una struttura sanitaria attrezzata con l'elisoccorso, ma nonostante gli sforzi non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per risalire ad eventuali responsabilità. Trasporto e sversamento non controllato di rifiuti, tra cui guaine in gomma e in Eternit, con grave pericolo per l'ambiente e la salute pubblica. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 250.000 euro in contanti, ritenuta il frutto dell'attività illecita. Nei guai sono padre e figlio, dovranno rispondere di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti di combustione illecita. I mezzi utilizzati per il trasporto sono stati sequestrati. Gli indagati sono stati inoltre denunciati per furto di energia elettrica. La villa con piscina, il loro possesso e il deposito dell'impresa erano allacciati abusivamente. Siamo a Siracusa. A Palermo sequestrate dalla polizia più di 12 tonnellate di tabacco trovate in un camion con targa bulgara fermato all'uscita del casello autostradale di Bonfornello. Il conducente del camion, Alexander Kolev Ristov, di 34 anni, di Gabrovo in Bulgaria, è stato arrestato. Si tratta di uno dei più grandi carichi illegali di sigarette in Sicilia negli ultimi anni, con 35.000 stecche di sigarette di contrabbando. I carabinieri e la polizia municipale, nell'ambito di un controllo congiunto nei luoghi della movida, hanno sanzionato e disposto la chiusura di un locale nel quartiere Vucciria. Siamo a Palermo. Dagli accertamenti effettuati sono emerse gravi violazioni igienico-sanitarie, con la rilevazione di numerosi escrementi di topi nell'area di somministrazione di cibi e bevande nel deposito alimenti. Varie provviste destinate alla somministrazione e alla vendita erano in cattivo stato di conservazione. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.